Vendo completo funebre, bellissimo questo, vestaglia camicia notte gestante, camicia notte taglia 46-48 in satin e chantilly. Mi ha dato anche un consiglio sullo scherzo, è morta una tua. Ah, ok. Pronto? Pronto? Buonasera, chiamo per l'annunzio della giacca del vestito funebre. Buonasera. Scusatemi l'orario perché praticamente qua abbiamo avuto un lutto improvviso, diciamo, perché non ci aspettavamo certamente che la nostra carissima zia andasse via in questa notte, insomma, questa notte, figuratevi, grazie mille, ma aveva avuto già una forte, come si dice, una turbolenza all'esofago, è stata una cosa molto immediata e fulminante. Mi spiace. Vabbè, non ti preoccupi, sono cose che la vita purtroppo è fatta di cose che possono pure capitare, siamo sotto al cielo, come si suol dire a San Rocco. Allora, senta, mi puoi elencare esattamente la taglia per quanto riguarda questa, perché voglio capire un attimino, poi mo ci stanno pure tutti sul letto, purtroppo ci abbiamo nuda sul letto perché i figli hanno fatto casino, sapete quando muore una mamma, tutti i figli stanno sempre a prendersi come i parassiti della vita, a prendersi i gioielli, a prendersi i mobili, a prendersi... Immagino. È una cosa brutta questa che non si deve vedere uno che ha che la zia mia, questo, poi i figli suoi figli, gli sono godute, Ciaruniano, Maniano. un nipote, ma non posso intervenire, adesso fatta la palazzo sua, adesso. Che sono momenti che hanno affrontato con una certa calma. Vabbè, comunque io non voglio far perdere altro tempo. No, non ti Non mi preoccupare. preoccupate, mi scuso soltanto se vi ho piangiuto addosso. Beh, è solo una cosa perché purtroppo la sia mia, l'altra po' la sia mia aveva la pizzetta che ho parlato, la fatta cosa, i zucchine, Ragazza, che cosa sta? 84, how are you? Luciani, Renata, ma come fate Luciani? E chi mi potenziare? E zucchine, e moglie, e malafaina, ragazzi, quando si sta io, e me la di. Scusa. Mi spiace tanto, guarda, veramente, mi Beh, spiace. vabbè, sul momento che sanno superare, Dio vede e provvede, come si dice. Certo. Comunque, per quanto riguarda questo vestito, mi potete parlare un attimino, parliamo subito lo prezzo, perché tanto alla fine qua i soldi sono quelli che muovono tutti i marionetti. Sono che i soldi purtroppo, da che sta vita qua, è un denaro che come, non capisci? No, ma tranquillo, cioè per il prezzo non c'è problema, nel senso, figurati, per una situazione del genere poi capisco anche, quindi... Ma volete regalare? Ma io guarda, io veramente non posso dire che a volte l'umanità sembrano cattivi, e invece tu hanno un giorno come pure la povera vestito muerto, in una casa che a casa non abbiamo questo si carica in dopo, non abbiamo si fa niente e merda, andate a sentire, si fa dire, e dalla strada ma noi, perché ora stanno fluttuando, e tu chi che sto cigarette, chi che gioiello, chi con folletto. Oh, voglio sapere tuo folletto, voglio il bisogno. Hai detto io un folletto qui? Ah, sì, me l'avevi regalato a me un folletto. Ma puzza bello. Scusami, ma non ti capisco tanto, Hai sinceramente. ragione, io purtroppo sono... È che mia mamma che è di Fuzzella, che non so se conoscete Fuzzella. Guarda, possiamo fare così, se vuoi... Ah, non voglio vedere che la cosa là, che lo andavo a pigliare. Allora, stiamo venendo a pigliare o bimbo, o bimbo lì. Sì, ma non è convinto che va a bimbo.
scusate. No, non ti preoccupare. Guarda, puoi fare così, possiamo fare. Mi scrivi direttamente su Subito dove hai visto l'annuncio e poi al massimo ti faccio l'offerta, te la faccio anche a metà prezzo di quello che c'è scritto. Ah, vabbè, ma vuoi vedere? Non ti soldi, voglio. Purtroppo state stazzolendo. Se sta giocando e canna. Non ti preoccupare, nel senso scrivimi su Subito così poi magari ti faccio un'offerta e i tempi sono magari il problema perché poi arriva... Ma io non lo so subito, hai capito? Giovanotto, io sono mutato fatto a sedi, a 7 punti mai email, ho visto l'email, ho visto la password, ma a 7 punti mi è scritta in l'email, che a 4-5 anni mi ha fatto mio figlio, gallina, gmail.com, perché io sono un piccolo allenamento di gallina, l'ho arrivato a terra, facciamo l'uovo, facciamo i puzzosini. Allora stiamo là, insomma, hai fatto la email, hai capito cose, i prova password, di tenda, anche senza la sapusa. Allora si può sempre mettere d'accordo un attimino qua, lo sapendo, io posso pagare la spedizione, lui mi ha regalato, ci veniamo un po' incontro, hai capito, Giovanotto? Sì, no, non c'è problema, però ti devi registrare. Ma come la gente sta mangiando i nuovi film con il telefono, mangiando un video? Io faccio video, a me non c'è questo problema, a me non posso più TikTok, ormai sono diventato uno piccolo star di questo. Allora sai, se abbiamo fatto un video simpatico, io lo faccio, video saluto e poi mi dato un sito. No, devi soltanto mettere le tue credenziali, nel senso nome, cognome e la via dove dobbiamo spedire la cosa, ecco, nient'altro. No? Allora non posso fare la stessa cosa, io sono di San Rocco, stiamo in coppa salute di San Rocco, sapete che la salute è il suo Ototeca sta a destra, lui sta a sinistra, la casa si chiama proprietà Natalino Bifondi, insomma la vedete perché poi c'è una grande insegna, poi si mettiamo sempre il setto, un legno fuori, un legno, quando si mette quando scatta a me mobile, o mettiamo a servizio delle legname, non come voi, che si chiama affini, visto, non se lo vanno giù, non se lo vanno giù, si non può entrare in Palestina, se sta fuori. Non ho capito, dico. No, sto pizzicando perché poi stanno ancora i figli qua e stanno facendo un budello, stanno andando a casa mia, perché mo la mamma sta a casa mia, in Dorietta morta, a Nura, e che la festa fuori, e loro stanno a festiva a pazziare di siete un po'. Certo. Ah. Questo ho capito. Eh. Niente, come ti chiami? Allora, Livio Celentano. Ok, ascoltami. Guarda, semplicemente devi registrarti su Subito. Quindi, come ti dicevo prima, devi mettere nome, cognome e la via, così io te lo spedisco direttamente. Allora, non mettere tu, ma ho fatto la cortesia, io a mio figlio mi non mi penso di più. Ma quando ci hanno chiesto la cosa, dopo l'ha detto, ma scusate, come si fa questa cosa con WhatsApp? Come posso fare? Sta cosa con WhatsApp, già registriamo qua, tu quando stiamo qua, io sto qua a scrivere, chi le parla di troppo per la famiglia mia, tutto quanto veloce, e io che l'ha scritto tutto. Come cazzo si fa questi vocali? Ma perché non possono fare i figli miei a fare i vocali? Esatto fa. No, non posso, nel senso che lo devi fare tu perché è una cosa privata, capito? Ah, buon capito, si fa tutti con i miei figli, che sto capito, non ha detto, poi vecchia, volevo trovare un regalo, per una povera vecchia, morta, in dovette, la messa fuori, e vabbè, e che fa? Vi accontenteremo di una preghiera questa sera, un bicchiere di latte, un tozzo di pane, e domani ci sveglieremo, umilmente andremo a zappare la terra come sempre. No, vabbè, l'importante, ripeto, basta che metti nome, cognome e la via, così ti mando direttamente la camicia funebre e almeno riesci a risolvere questa situazione. Però è una cosa che devi fare tu, non la posso. Però se mi registro tu me la regali? Sì, non c'è problema. Grazie, sei veramente, io ti benedico dal mio cuore, veramente. Sei un ragazzo molto... Quanti anni hai? 45. Grazie, voglio quella è una gioventù, quella della vostra età, 40, 45, siete gente col cuore, gente degli anni 90, non come si può aiutare oggigiorno purtroppo, la gente purtroppo sono diavoli. Lo so, è cambiata la generazione purtroppo, è cambiata. È importante vedere dei cuori come voi, come te, che sei un ragazzo sensibile a certi argomenti tipo morte. Veramente, guarda, ti voglio dedicare solo una cosa perché io sono anche molto romantico come persona.
Ti voglio dedicare una canzone così giusto perché ti voglio bene, capito? Già c'è un affetto per te, allora ti voglio dedicare una canzone, capito? Grazie, grazie, l'ascolto. Ecco, questa te la dedico. Vai. Non è troppo poco, due sono tante. Quante principesse nel castello mi hai nascosto. Ti voglio bene, Lo dicevo anche se non ti spesso. voglio bene. Allora, dai, ci sentiamo domani allora. Va Vabbè, bene? vabbè, grazie, grazie, Confidenza, mi dispiace. grazie, sai. grazie, grazie, grazie. Ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ci vediamo domani ragazzi, ci vediamo domani direttamente, domani sera. Grazie a tutti, è stato un piacere ragazzi.